Occhi puntati e riflettori accesi su Agrigento. Oggi la città dei templi diventa il fulcro attrattivo del Mediterraneo, punto d'incontro tra i grandi della terra. Un evento di taratura mondiale che vede alcuni nomi noti, tra i quali John Elkann insieme alla famiglia del fratello Lapo, Christine Lagarde, il principe d'Inghilterra Harry e Madonna, che da alcune indiscrezioni sembrerebbe aver ormeggiato il suo yacht nei pressi del Verdura Resort. Presenti anche il padrone di Windows, Bill Gates, e Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook. Ha suscitato scalpore anche la presenza del Maharaja d'India. L'evento, che verrà allietato dalle note prorompenti di Lenny Kravitz, verrà accompagnato dalla cucina dello chef siciliano Peppe Giuffrè. Le strade che in questo momento state osservando dalle immagini girate stamane verranno chiuse al transito a partire dalle ore 15 di oggi fino a cessato bisogno, più precisamente a partire dalla Porta Aurea e l'intersezione di via Petrarca all'altezza della Promenade. Anche la panoramica dei templi verrà chiusa al transito dalle 18:30 fino alle 21 di oggi. Ancora una volta Agrigento e la sua grecità hanno fatto breccia nel cuore dei grandi VIP del pianeta.